Buonasera da parte di Federico Serio, siamo tornati qui al centro sportivo Cus Palermo per la partita di allievi regionali Under 16 dove si andando ad affrontare Vis Palermo contro Oratorio San Giovanni Battista, due squadre che vengono da due momenti totalmente differenti. La Vis che cerca ancora di consolidare il suo primo posto a 18 punti, mentre dall'altra parte l'Oratorio San Giovanni Battista che cerca i primi punti in questo campionato. I contatti per oggi i giocatori in maglia rossa hanno, mi pare, solamente un cambio, mentre dall'altra parte una Vis che al completo. Noi andiamo subito a una rapida lettura delle formazioni partendo dalla scuola di casa e si schiera con Ruggiero in porta, Garofalo, Orlando, Cascio, Falconeri, Falsitta, Di Marco, Pitucco, Gagliotto e Bocina. In panchina invece troviamo Messina, Buffa, Monreale, Madonia, Monte e Guida. Mentre dall'altra parte per l'Oratorio San Giovanni Battista abbiamo Candela, Crisenza, Enea, Fiumindisi, Gambino, Giambeuno, Giuliani, Guerriero. Tante assenze, come detto, poi Miccichè, Montalto, Sciortino e Tomaselli. Adesso fischierò subito un fuorigioco da parte del direttore di gara ai danni di Pitucco, quindi si riprenderà da calcio di punizione in zona difensiva per i giocatori in maglia rossa. Partire qua. Siamo live, qualche cosa che mandiamo. Calcio di posizione battuto in mezzo al campo, raccolto questa palla, adesso si può giocare, si può tornare in mezzo al campo e si ricomincia dietro dall'imposizione di Falconeri che sale palla al piede, il numero 5 poi decide di allargare il pallone da Orlando che ha tempo e spazio per puntare, parte il numero 3 e poi lascia il pallone a Di Marco che vuole puntare, poi ancora Orlando si inserisce, la palla si spegne in calcio d'angolo. Calcio d'angolo e sul punto di battuta si appresta a battere Cascio. Sono tanti nell'area di rigore pronti a colpire di testa. Vedremo come sfrutteranno questo calcio d'angolo. Palla battuta corta, ancora Cascio, va la palla a rimorchio, la palla a testa di rigore. Ci deve credere lì Garofalo su quel pallone, forse tiene in campo, forse una palla è uscita, si riprenderà con rimessa laterale. Oggi il tempo non dei migliori qui al centro sportivo Cus Palermo, meno male che attualmente ha smesso di piovere, il campo sicuramente sarà molto bagnato, entrambe le squadre faranno anche parecchia fatica a giocare su un terreno molto bagnato, risulta anche pesante. Adesso si andrà alla rimessa lunga a cercare un proprio compagno che non riesce però a raggiungere lì il pallone. Gagliotto, palla si spugna sul fondo e sarà rimessa per il San Giovanni. Rimessa lunga, controllata bene, poi si deve uscire il pallone, poi palla cacciata lunga, mentre lì c'è solamente Falsitta, il capitano, che ricomincia l'imposizione da dietro. La palla adesso è giocata centralmente per Monte che vuole impostare, poi va da Falconeri, decide di ricominciare l'azione da Falsitta che allarga il pallone, lo fa bene, la palla c'è Orlando in questa zona di campo, raccolto il pallone dal 3, allarga il pallone bene, va da Di Marco, vuole puntare il numero 7, la palla a rimorchio, la palla che passa. La palla va ancora Orlando che l'appoggia al limite dell'aria. C'è il controllo, poi c'è la palla anche allargata su Pitucco che la può controllare e vuole il tiro in porta! E c'è subito l'1-0 da parte della Vis Palermo, realizza il gol il numero 9. Bella trama offensiva qui della Vis che con tanti passaggi vicini e corti si sono trovati benissimo qui i giocatori in maglia bianca. Oggi poi hanno liberato il numero 9 Pitucco che ha controllato, si è orientato e ha scaricato all'angolino dove il portiere dei giocatori in maglia rossa non poteva arrivare. Si sblocca subito il parziale e adesso siamo 1-0 Vis Palermo quando siamo appena a 4 minuti di gioco. Adesso si ricomincia a giocare con impostazione per San Giovanni che perde però subito il pallone, la palla cacciata avanti, poi c'è Falconeri che mette giù, va il numero 5, vuole il driving, poi allarga il pallone, la palla va lunga a cercare Gagliotto che può credere su questa palla, ci corre e la può controllare, ancora Gagliotto sterza e guadagna calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo battuto di nuovo corto, Di Marco appoggia dietro,
Da lì vuole forse un cross, anzi tenta il dribbling, tenta il doppio dribbling, poi va da Falconeri che poi passa il pallone dentro a cercare Monte, che però svirgola questo pallone, la palla si spegne tra le braccia del portiere e quindi si riprenderà con rinvio da parte portiere che va centralmente, la palla che non passa, poi la palla raggiunge Pitucco che la controlla il numero 9, lunga il pallone, vuole il doppio dribbling, passa, poi guarda compagni vicini, poi decide di sterzare ancora Bocina, palla al numero 11, vuole puntare, forse il campo sta fiendo, poi un cross in mezzo, cercare ancora Pitucco che perde il contrasto, poi la Porica nel limite dell'area, c'è tiro in porta, preso in piena schiena qui il giocatore in maglia rossa dal Boide, tentato qui da Cascio, l'ha preso in piena schiena, farà molto male. Infatti chiamato subito i soccorsi da parte del direttore di gara per prestare le dovute cure al giocatore in maglia rossa che si è immolato per salvare un gol già fatto da parte di Cascio. Si è preso una pallonata molto forte dritta sulla schiena. Sappiamo quanto può fare male una pallonata del genere. Cambiare, shortino. Esce dolorante, accompagnato dal proprio dirigente, che il giocatore maglia rossa che si è immolato per salvare un gol già fatto da Cascio. Ha preso una pallonata che l'ha un po' stordito. Spero non sia niente di grave per lui e che possa rimettersi presto anche per continuare questa partita, anche perché i suoi sono contati oggi. Speriamo sia solamente una botta e che possa riprendersi al più presto. È pronto intanto il cambio, quindi non credo riuscirà a continuare la partita. È pronto ad entrare con il numero 3 Gianbruno. Cambio forzato da parte San Giovanni, che essendo contati non so se hanno altri cambi in panchina, forse questo era l'unico cambio che avevano a disposizione. Sfruttato ora lo slot, ovviamente cambio forzato, entra Gianbruno, andrà a prendere proprio il ruolo in difesa per cercare di aiutare i suoi. Palla ovviamente consigliata dal direttore di gara, adesso si gioca lì, adesso palla subito al entrato al numero 3 Gianbruno che ricomincia, poi portiere che si orienta e gioca corto. Ancora Gianbruno, c'è pressing forte, palla recuperata da Galiotto che poi tira in porta, grande parata e poi salvataggio. La palla per Rimanelli, Pitucco la può controllare, deve sterzare il numero 9, poi vuole tiro in porta! Incrocia bene Pitucco e realizza il gol del 2-0 per la Vis. Gran gol però davvero, centravanti per Pitucco che si è girato su quel pallone, poi ha sterzato sul diretto avversario, ha incrociato il tiro dove il portiere non può arrivare. 2-0 quando siamo quasi al 10° minuto di gioco. La partita si mette in discesa adesso per la Vis. Gianbruno, a lui palla al piede, poi vuole lanciare questo pallone però nel nudo dove c'è solo Falsetta che l'appoggia di testa, poi raggiunge la palla qui di Marco che allarga subito il pallone. Si passa per i centrali da Cascio che allarga il pallone, poi si va ancora a cercare Galiotto tra le linee, la controlla il 10, deve girarsi, ricomincia ancora da Garofalo che può girarsi, vuole puntare anche lui, poi la palla scambiata ancora con Galiotto, cross in mezzo, si va ancora da Galiotto, bella azione, Galiotto deve sterzare, è presso dai uomini, Galiotto però si gira bene per trattenuto la maglietta, però niente, da parte del direttore di gara sarà rimessa al fondo che andrà a battere Micciche. Palla lunga, non controllato il pallone, poi palla regalata, lì si ricomincia dal capitano Falsetta. Chi alza la testa, si appoggia su Falconeri.
vuole andare il numero 5, poi gioca tra le linee, si fa vedere qui Gagliotto, poi scivola sul terreno ma si inserisce Falconeri che è veloce e vuole correre, poi c'è Gianbruno che arriva prima sul pallone, costretto però ad allargarsi, su pressione ancora di Falconeri, palla persa, c'è il recupero di Garofalo che entra in area di rigore, appoggia dietro, vuole il dribbling e qui è Bocina, poi si è costretto a decentrarsi, quindi allarga tutto da Orlando, palla non perfetta però che il numero 3 riesce a prendere, a puntare bene, poi andare anche fondo campo, tenta un cross sul primo palo a cercare un'altra volta Pitocco, palla la prossima volta sarà deviata e si vedrà da calcio d'angolo. Sarà il calcio d'angolo che battono ancora corto. Si va da Di Marco che poi adesso crossa su primo palo, la prende Bocina, poi palla allontanata direttamente sui piedi di Garofalo che alza la testa, allarga adesso a cercare Pitucco che la può mettere giù e vuole puntare il numero 9, poi perde per il pallone, palla allontanata, c'è ancora Pitucco che torna in pressing, palla ancora recuperata, poi c'è confusione in mezzo al campo, alla fine decidono di allontanare la palla, i giocatori di maglia rossa controllata bene, poi recuperano un'altra volta qui di Cascio che fa un grande lavoro difensivo, poi allarga il pallone a cercare Orlando, c'è tanto vento, la palla si impenna, poi Orlando ci crede e allontana il pallone dai suoi piedi di Bocina che poi non riesce, ancora il numero 3 si inserisce bene in mezzo a due, fa una grande giocata, poi allarga ancora Di Marco che sale a parapiede Di Marco, poi appoggia il pallone dentro, va ancora da Orlando che poi non riesce a girarsi, per allontanata ma ne sente sui piedi di Cascio che dribbla, poi decide di sterzare e di ricominciare saggiamente da falsetta. Falconeri va la palla dentro a cercare Monte, vuole girarsi Monte però non passa sul proprio diretto avversario, poi palla ancora recuperata ma finisce sui giocatori di maglia rossa, vuole il dribbling qui non passa perché c'è grande intervento in chiusura di Marco che adesso può partire in contropiede, parte Di Marco, ha visto largo Bocina, servito il numero 11 tra le linee, adesso Bocina vuole puntare, doppio passo, si di finta, poi Bocina tira in porta, palla che si alza, finisce sopra la porta di Pesara Amici che e si ripartirà con rimessa al fondo. 10 minuti di monologo totale da parte della Vis Palermo che ha in pieno il pallino del gioco. San Giovanni che ovviamente è dimezzato oggi a livello numerico, costretto a difendersi quasi per tutta la partita, a cercare anche magari di partire in contropiede e di sfruttare quelle poche occasioni che sicuramente magari capiteranno nel corso della partita. Adesso c'è Gagliotto tra le linee, servito il numero 10, sale, palla a piede, poi larga a cercare Orlando, ci cade su quel pallone e poi decide di non raggiungere il pallone perché la palla è troppo lunga. Però c'è un'intesa tra i due, tra Orlando e Gagliotto. Orlando ritorna nella sua posizione. Palla corta, c'è l'anticipo qui di Cascio che è da solo, poi c'è fallo, secondo il direttore di gara. Cascio infatti guarda, dà un'occhiataccia al direttore di gara, secondo di lui non c'era fallo su questo anticipo, il direttore di gara ha deciso così, quindi si ripartirà da calcio di punizione in zona difensiva per San Giovanni. Palla lunga, la palla però toccata qui da Garofalo che deve correre sul pallone, corre anche Falconeri, poi costretto all'uscita anche Ruggero che la controlla e allontana come può, però allontana solamente rimessa laterale. Adesso sì che San Giovanni può salire un po' il campo, può guadagnare metri e cercare di imbastire un'azione offensiva. Rimessa battuta corta, palla però complicata, palla sbagliata, c'è subito il recupero palla da parte di Cascio che sale palla a piede, ha visto Bocina largo, poi va d'esterno a cercare Pitucco, la palla passa a cercare il numero 9 che da solo Pitucco vuole andare ancora a sterza il numero 9, va ancora a cross in mezzo a cercare Bocina che da solo può controllare, poi finta il tiro, si litiga un po' col pallone, poi non riesce a tirare per la grande chiusura del difensore, qui si è litigato col pallone Bocina, poteva fare molto meglio il numero 11 su questa situazione di gioco. Adesso palla recuperata dal portiere Miciche, ma c'è un giocatore difensivo che ha bisogno di cura, anzi si è ripreso subito, per fortuna del San Giovanni.
Si ripartirà con possesso palla per il numero 1. Oggi maglia blu. Palla allontanata, la palla è controllata, però c'è subito il recupero di Marco, che allarga la palla su Bocina. Il numero 11 crozza sul secondo palo, c'è Pitocco di testa! Se l'è divorato qua il numero 9, occasione del 3-0. Ho fatto tutto bene qui. Bocina aveva messo un cross perfetto sul secondo palo, dove il numero 9 doveva solamente appoggiare di testa. Arrivato forse un po' col passo lungo, palla che finisce fuori dalla porta di Pesaro Miccica, quindi si ripartirà di nuovo con possesso rosso. Palla lunga, palla che non passa, però c'è di nuovo Falconeri su quella zona di campo, può controllare tranquillamente e intanto ricomincia a piovere qui al centro sportivo Cus Palermo, come se oggi non avesse già piovuto abbastanza. Falsetta, va a cercare Galiotto, di prima appoggia da Di Marco, sale a parapiede numero 7, poi ha visto largo di Orlando che la può controllare, vuole andare tra linee. Orlando, visto il movimento di Galiotto, poi esce Miccichè, la fa sua. Si va alla rimessa lunga, la palla è estremamente controllata da Falconeri, che da solo ha tutto il tempo e spazio per giocare il pallone, poi va tra linee, adesso a cercare Cascio che sale poi a piede, poi allarga d'esterno una palla bella a cercare Bocina, che la mette giù altrettanto bene. Vuole andare il numero 11, poi vede anche la porta, tira in porta, prende in pieno però il difensore, palla che si impenda, rimane là. Bella questa la sterzata e palla giocata d'esterno largo. Palla dentro, palla totalmente regalata qui a Monte, che sale palla a piede e accelera il passo, va il numero 4, poi deve sterzare, mette il cross in mezzo, la palla che attraversa l'area di rigore, cioè stava per arrivare Pitocco, poi non arriva il numero 9, palla allontanata, ma c'è ancora Cascio. Sterza e va da Garofalo. La palla adesso a cercare Pitocco, che è venuto a giocare fuori, adesso c'è lo scambio, bello Pitocco, ha dato una grande palla, poi c'è il tiro in porta, parata di Miccichè su Galiotto, ha fatto un grande intervento quel numero 1, il tiro era forte, di incrociare sul primo palo, è rimasto in piedi fino all'ultimo. Adesso subito Monte recupera il pallone, palla allargata sui piedi di Orlando, che se le palla al piede, va Orlando, va il cross in mezzo, la palla che attraversa tutta la di rigore, poi lì c'è Garofalo che se le palla al piede, invece non riesce a raggiungere questo pallone, ne sarà rimessa laterale ancora per giocatori in maglia bianca. Galiotto non passa questo pallone, ci si va per credere Bocina, poi palla sarà allontanata. Falconeri, lui palla al piede, vuole puntare Falconeri, passi in mezzo ai due uomini, dribbla anche il terzo, poi appoggia su Bocina, palla complicata che il numero ci sta per controllare di braccio, non per sua fortuna, poi c'è tiro in porta, tentato da Di Marco, la palla arriva nell'I, Pitocco arriva sul pallone, steso dal portiere, non c'è rigore con il direttore di gara, ma c'è stato uno scontro di gioco abbastanza duro, sono rimasti a terra sia Miccichè che Pitocco. Gioco fermo. Adesso si ricomincia col possesso palla San Giovanni. C'è subito il pressing lì di Cascio, che recupera subito il pallone numero 8, vuole impostare l'azione lui, visto un compagno dentro, va a cercare Bocina, la palla era buona, palla però sporcata invece sulle braccia di Miccichè, che gioca subito corto. Palla dentro, la palla che passa però recuperata da Monte, immediatamente ricomincia da Falconeri, che adesso vuole salire palla a piede, supera dire un uomo, adesso vuole giocare largo, va a cercare Orlando, la può mettere giù tranquillamente il numero 3 e poi decide di sterzare e di ricominciare da falsetta. Palla dentro, cercare Galiotto, poi un attimo sbaglia e controlla, poi recupera e torna sul pallone. Falconeri, adesso si passa da Garofalo, non è Garofalo che si era allargato, invece adesso falsetta, va tra le linee, cerca Bocina che deve girarsi, poi dribbla un uomo, decide di ricominciare un'altra volta dal numero 5 in posizione del gioco. Adesso si va tra le linee centrali a cercare Cascio, supera, abbiamo un uomo, salta la linea di pressing e poi allarga il pallone a cercare Pitocco, che la può controllare.
allarga tutto, adesso da Garofalo. Dribbla, l'uomo lo lascia sul posto, lo fa sedere, poi cross in mezzo, sono tanti in area di rigore, c'è colpo di testa tentato da Monte, debole, arriva facile tra le braccia di Miccichè, che chiama i suoi in reazione. Allargato il pallone, adesso palla lunga, subito recuperato da Orlando. Poi Di Marco vince il contrasto, poi dal numero 7 che vuole puntare, poi vede la porta, calcio in porta, c'è la grande parata qui di Miccichè che vola sul tiro del numero 7, la manda in calcio d'angolo. Intanto aumenta l'intensità della pioggia che si fa veramente veramente forte. Calcio d'angolo battuto di nuovo corto. Si esce da quella zona di campo e poi si ricomincia tutto da Garofalo che vuole impostare. Adesso lui alza la testa, si appoggia corto da Cascio che gioca tra le linee, da Galiotto si gira il numero 10, vuole dribbling, passa su 2, poi passa su 3, poi tira in porta ancora. Miccichè di no, sta tenendo a galla il numero 1. Sarà altra rimessa. Si è staccato Falconeri, palla raggiunta dal numero 5 che allarga subito il pallone. Cascio deve uscire da quella zona di campo complicata, esce con un numero, fa scomparire il pallone e poi lo fa riapparire. Poi allarga adesso da Falsetta, si orienta e vuole compagni larghi, allarga da Orlando, una palla buona che dove Orlando può puntare 1 contro 1. Va Orlando, si sposta il pallone, poi vuole il cross in mezzo, la palla velata da Pitucco, poi è arrivato lì Galiotto cercare il tiro in porta, murato, poi palla allontanata come in maniera però non risolutiva, perché poi raggiunge Bocino il pallone che l'appoggio della Falsetta e va da Falconeri. Adesso Cascio ricomincia dal proprio capitano, tra le linee ha visto l'inserimento di Di Marco che è solo, poi ha visto il taglio dentro di Galiotto a cercare adesso il numero 10 però non riesce a raggiungere il pallone, la palla si spegne in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, penso che andranno a battere col solito schema di palla corta. Infatti giocano di nuovo corto. Adesso Cascio vuole entrare in area di rigore, entra, poi vede la porta, calcia sul primo palo, palla si spegne però sul fondo. Palla giocata corta, palla allontanata, controllo difettoso, poi esce subito, fa il sit and pressing, per un attimo recupera il pallone, poi si ricomincia dalle posizioni dal basso, ad esterno, palla subito recuperata da Di Marco che è sentito su quella linea di passaggio, poi passi per una Pitucco che si appoggia, para dentro a cercare Galiotto, bella qui l'azione, Galiotto vuole sterzare, sono costretto ad allargarsi, vuole puntare, passa sul portiere, poi Galiotto fa un grandissimo gol, quel numero 10, forse ha fatto tunnel addirittura Amici che ha fatto una grandissima giocata da quel numero 10 e poi a porta sguarnita ha insaccato il gol del 3-0, gran gol veramente del numero 10 che ha mostrato tutte le sue qualità tecniche superando il portiere con un tunnel, posso dire un gol che mi ricorda un po' Messi in questo caso, paragone azzardato, però veramente un gran gol di tecnica, ha superato il portiere con una grande finta e poi senza nessuno a difendere la porta, ha insaccato il gol del 3-0. Poi la larga, c'è il controllo, palla subito giocata corta, controllo va sbagliato, c'è il recupero di Monte, poi sale per la piede Galiotto che ha visto Pitucco tra le linee, che ha tagliato stavolta il numero 9, palla però lunga, esce Miccichè, la fa sua. Palla un'altra volta, sta per essere buttata, adesso si recupera subito Monte questo pallone, poi sterza e larga il pallone da Cascio, va tra le linee, non passa però questo pallone, recuperato adesso da San Giovanni, palla allontanata, poi Garofalo di testa, appoggia da Cascio. Si gira il numero 8 a campo e lo vuole prendere tutto, ancora Cascio sterza una volta, sterza 2 volte, poi vuole l'imbucata in mezzo, non passa il suo pallone, poi si va da Galiotto che tira in porta, stavolta sbaglia completamente la misura, calcia altissimo.
un'altra lotta contro quello difettoso che però è utile per servire un compagno. Poi c'è subito il recupero di Monte che va, subito la Bocina che lascia il pallone di Marco e va adesso da Orlando per puntare ancora una volta il numero 3, poi vuole fare passare il pallone di lato, non riesce però nel suo intento, poi c'è Falsetta che recupera subito e può fare salire, poi prende un calcio, Falsetta c'è vantaggio, poi il vantaggio finisce, sarà calcio di punizione. Sarà calcio di punizione da 3 quarti. Ci sia Cascio, c'è anche Galiotto sulle fonti di battuta di questa palla ferma. In difesa c'è dato dei gol. Palla inattiva che può risultare importante adesso. Galiotto, cross in mezzo, cross che raggiunge la destinazione, poi c'è tiro in porta e c'è il gol di Orlando. Davvero attaccante, gol del numero 3, ha girato questo pallone come ha potuto, appena visto il pallone che arrivava sulle sue parti. Gran gol, davvero il numero 9, RS 4-0. Avevo appena finito di dire che le palle inattive potevano risultare importanti e Orlando non mi ha smentito, ha realizzato i gol del 4-0 facendo una bellissima volée di controbalzo ed è 4-0. In 10. Palla presa da Galiotto, poi palla ancora allontanata. Adesso è uscito un altro giocatore del San Giovanni, forse per infortunio, ed infatti sono rimasti in 10 questi giocatori in maglia rossa. La controlla Pitucco, si gira, va dentro a cercare Bocina, palla poi allontanata, poi arriva Orlando che la mette giù, male però, poi palla allontanata. Deve chiederci qui Di Marco che poi decide di appoggiare da Falconeri. Tutto solo. Passa da proprio capitano. Tra le linee cerca Bocina che di prima gira bene da Di Marco. Adesso sale per la piede numero 7. Ha visto largo Orlando che in ampiezza adesso vuole puntare l'uno contro uno. Poi decide di crossare. La palla fa sul secondo palo. Direttamente si piglia di Pitucco che stavolta... Anzi no, gol, è gol. Come aveva buttato fuori. Scusatemi tutti, ma realizza la sua tripletta personale che Pitucco realizza il gol del 5-0 al volo. Non so perché avevo flashato che l'aveva mandata fuori qui il numero 9. In realtà realizza un gran gol al volo all'angolino dove il portiere non poteva arrivare Miccichè ed è 5-0. Piccolo flash. Un piccolo flash avuto, era convinto che l'aveva messa fuori sinceramente. Forse ha bisogno di oppure degli occhiali, non lo so. Esce Cascio in pressing, non ne mordono i giocatori di maglia bianca. Oggi sul pressing lottano fino all'ultimo centimetro d'erba. Adesso ancora Cascio, palla al piede, entra in area di rigore, deve sterzare, poi gioca dietro, stavolta ha avuto un po' troppo. Forse c'è un altro infortunio, spero di no. Palla giocata larga, corre subito lì sul pallone Cascio per recuperare il pallone, lo recupera bene il numero 8, poi vedente cercare Pitucco. Adesso si deve costretto ad allargarsi il numero 9, adesso vuole puntare, decide di fare una grande giocata, passa col numero che Pitucco poi la mette in mezzo la Bocina che si è fatto murare il più facile dei gol. Poi ti spegna in calcio d'angolo. Cross in mezzo, la palla che passa tutta la di rigore e poi arriva ancora Orlando lì. Poi palla che si impenna, non c'è, sì, alla fine c'è fallo in attacco da parte del direttore di gara. La palla aveva passato tutta la di rigore. Mi stava credendo Orlando che forse era modo di calciare, ha dato un calcione al diretto avversario.
quindi si riprenderà con fallo in zona difensiva. Un po' tutti. Staff medico richiamato, forse c'è un altro infortunio. Davide. Giocano in 9, poi in 8, poi in 7, poi in 6. Porta in camera, metti un po'. Ad una certa poi non si può giocare più. Cioè, no, ne avevano uno, l'hanno già usato. Mi pare che quando sono in 7 forse finisce tavolino. In 7, in 8, non mi ricordo, in 7. No, in 7 perché in 8 si può giocare. Domani viene Monreale. Domani viene Filippo. Io sono io qua. L'hai mutato? No. Vabbè. Si riprende. Palla subito giocata larga. Adesso sono rimasti in 9 giocatori del San Giovanni. Quindi si gioca 11 contro 9. Siamo 5-0 di parziale. Si lotta su quella zona di campo. Poi palla si è costretta ad allontanare. Il pallone si lotta bene sui piedi del proprio numero 21 che manda in profondità il proprio attaccante. Poi però Garofalo è molto in anticipo e ricomincia tutto da Ruggero. Hanno pure il portiere. Falsetta, riceve lui il pallone, allarga adesso Di Marco che ha tempo e spazio per salire. Adesso sono tanti spazi aperti ovviamente. Palla che bocina, ritorna indietro del proprio numero 7 che vuole fare passare un'altra volta a cercare il proprio numero 11. Palla si spegne in rimessa laterale. Bocina sale palla a piede, poi buca, cercare Galiotto che è passato, poi vuole cross in mezzo, la palla terza di rigore, ci deve credere di Garofalo che la mette un'altra volta in mezzo, poi Cascio sterza entra in area di rigore che la mette in mezzo, la palla rimane lì, c'è Falconeri che tira come può, la manda lontanissima dalla porta, ha tirato un po' come alla meglio possibile in un certo senso. È presa di esterno da fare il gol di FIFA. Sente questo nella timed verde. Palla giocata corta, palla sbagliata, recuperata da Pitucco che adesso va da Galiotto che sterza su al limite di rigore, passa col numero ancora Galiotto, poi tira in porta, c'è l'altra parata di Miciche, poi Cicchete Pitucco, poi sarà calcio d'angolo. Si stanno dando la partita. Vabbè, tanto sono in 9. Ogni spettatore. Sono in 7 in campo. Calcio d'angolo battuto ancora una volta corta, cercare Bocina, però la palla è lunga, però ci cade Garofalo che anticipa il traversore che è rimasto fermo. Poi c'è il cross in mezzo, la palla raccolta di testa da Galiotto, male però, poi c'è qui la finta, poi torna ancora Galiotto sul pallone, vince il contrasto, ancora il numero 10, poi allarga, pallone a cercare Di Marco che la controlla, controllo però non è dei migliori, c'è l'uscita di Miciche che copre il pallone, copre la sua uscita e la recupera. Poi adesso va la rimessa lunga dove c'è solo Garofalo che la può controllare, non contro dei migliori. Poi Cascio cerca di darla in gioco, poi palla persa. Palla giocata corta, adesso si cerca una palla tra le linee, adesso questa è una bella palla che non riesce a controllare con il numero 22. Para subito recuperare la falsetta che va da Orlando. Va da Bocina, palla telefonata, letta in anticipo qui dal diretto avversario, poi Orlando ci chiede ancora sul pallone e la recupera, però se la trascina fuori.
e sta rimessa laterale. Di Marco la controlla facile qui il numero 7, adesso cerca Irving che passa nello stretto, ancora va il numero 7, vuole fare passare il pallone però non passa. E Di Marco che lotta sul questo pallone, lo recupera, poi Bocina arriva e mette una pezza, ancora parte da sola il numero 11, vuole la finta di tiro, poi la palla rimasta là. Ancora Pitucco vuole cadere su questo pallone, vince il contrasto di numero 9, va per il tiro in porta, ancora Micica in bagger, sarà altro calcio d'angolo. Calcio d'angolo, stavolta penso che si andrà con la palla in mezzo, palla però corta sul primo palo dove c'è però il recupero di Falconeri che gioca di nuovo corto, poi c'è fuorigioco chiamato, mi fa, sì, fuorigioco di Gagliotto qua, che è rimasto troppo avanti rispetto alla linea del pallone. Palla giocata corta, palla complicata, raccolta subito da Di Marco che adesso vuole salire, vuole il tiro in porta deviato. Ed c'è il gol del 6-0. Tramite una deviazione Di Marco realizza il suo gol personale ed è 6-0. Ancora siamo primo tempo. Fatta la palla, giuro che si sta facendo la partita Palla lunga, però dove non c'è nessuno, c'è solo Garofalo che può correre su quel pallone e giocare tranquillo. Ora Garofalo va a cercare Monte in mezzo al campo, tutto il tempo e spazio per salire, poi va da Pitucco che la controlla bene il numero 9, poi appoggia da Gagliotto che sale palla al piede, vuole il dribbling e passa Gagliotto, poi decide di tirare in porta Pitucco e Miccichè fa un'altra parata, sarà calcio d'angolo. Iuri in campo per distacco ovviamente le suoi il numero 1 del San Giovanni, incolpevole su penso tutti i gol che ha subito oggi fino ad ora. Ora ci sarà altro calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto sempre sul primo palo, però male ancora stavolta. Poi ci cade Bocina, torna sul pallone, stava per recuperare con il numero 11, poi ancora in pressing. Poi Miccichè lontana come può, solta bene nei piedi di un proprio compagno che però perde subito il pallone su intervento di Cascio che sale palla al piede, poi la giocata dentro, cercare Bocina che può girarsi, poi tira in porta, palla sul fondo. Palla allontanata sulla testa di Orlando, appoggia Di Marco, la controlla, vuole passare con la finta però non passa, quindi palla subito recuperata, c'è la bella giocata, poi c'è solo subito il recupero di Gagliotto che torna sul pallone, che ha il movimento di Bocina, poi sterza qui il numero 10, va dentro adesso a cercare Di Marco che fa passare il pallone però poi non riesce a recuperare, adesso c'è il fallo del numero 7. La palla passa qui in mezzo al campo, adesso c'è la sterzata del numero 9 che poi non riesce a giocare il pallone, c'è il recupero di Falconeri, adesso va da Garofalo che sale palla al piede, va il numero 2, sbaglia il passaggio, poi c'è ancora Falconeri che decide di autolanciarsi, poi lascia il pallone poi che è indirizzato un'altra volta a lui,
era andato col corpo in avanti senza guardare il pallone, preso in pieno, lo sa rimessa sua, va a cercare Pitucco, vince il contrasto di fisico il numero 9, entra in area di rigore, poi decide di giocare dietro a cercare Bocina che non riesce a girarsi e va rimasta là. Poi c'è il tiro in porta, altra parata di Miciche, poi Bocina tira in porta, realizza il gol del 7-0. Non ha potuto nulla sul secondo tentativo da parte del numero 11 qui Miciche, era stato bravo sul primo intervento. Poi di ribattuta, Bocina realizza il gol del 7-0. Penso che il primo tempo finisca su questo parziale 7-0. Palla tra le linee, la palla passa, c'è tunnel su un monte, poi arriva Falconeri a mettere una pezza, allontana di rimessa laterale. Ha fischietti in bocca al direttore di gara, quindi penso adesso manderà le squadre a riscaldarsi negli spogliatoi. Orlando passa su due uomini, va ancora Orlando, passa ancora, poi il tiro in porta, palla che esce, sarà altro calcio d'angolo. Ma non si batterà perché il direttore di gara dice che può bastare così, manda le squadre nei spogliatoi a riscaldarsi. Noi torniamo tra pochi minuti per il secondo tempo.
Fermiamo. Forse, da quel che sto capendo, forse gli avversari non vogliono più tornare in campo, magari anche per il brutto tempo che si è venuto a creare, forse anche perché essendo in contati, giocano in contati, oggi già in 9 in campo, anche per evitare magari di subire ulteriori gol. Aspetta, adesso vediamo il direttore di gara che è qui sotto i nostri teleschermi per parlare con i dirigenti della VIS per andare a chiarire questa situazione. Michele l'ha fatto salire di più. Sì, no, non perché ci sono fatti una foto, ho visto tutta la settimana tutte e due esterni, c'è tutte e due. Vediamo qui ancora il direttore di gara che parla con i dirigenti e i giocatori della VIS Palermo per decidere da farsi. Ma penso che dall'altra parte sia tutta l'intenzione di non tornare più sul terreno di gioco per giocare gli secondi 40 minuti che mancano. Posso capire anche le ragioni. Sono veramente contati oggi i giocatori del San Giovanni. Sono in 9, non vede 9 primo tempo. Se ci fossero altri infortuni giocherebbero in 8 addirittura. Ci sarebbe poi quasi tutti gli estremi. Quindi avevo ragione io, la partita finisce qua. Hanno abbandonato i giocatori del San Giovanni per molteplici ragioni che ovviamente non sto qui ad elencare, avranno problemi magari interni, come abbiamo potuto vedere soprattutto nel primo tempo. La partita finisce qua. Avete finito? VIS Palermo 7, San Giovanni 0. Io vi auguro un buon pomeriggio, una buona giornata, un buon sabato, anche se buon sabato non si può dire con questa pioggia. Noi torniamo domani sempre qui al campo del Cus Palermo in telecronaca ci sarò di nuovo io vi auguro una buona serata, un buon sabato.